è la tua canzone preferita? Da un musicista, un grande musicista, è una domanda importante. Internazionale o italiana? No, direi italiana. Italiana, facciamo italiana. Innamorarsi. Oh, allora senti. Innamorarsi. Questo è un segno di grande gusto, di grande classe da parte di Paolo. Parla di un pezzo degli anni 70, molto bello. Tu parli di innamorarsi di Ornella Vanoni. Di? Ornella Vanoni. Ornella Vanoni. No, innamorarsi di Mauro Nardi. Come Mauro Nardi? Ti piace mai innamorarsi? Veramente. Mauro Nardi? Ce l'abbiamo! Mauro Nardi! Maestro, Stasera succede qualunque cosa. Sapissi come trema la paura, perché con te non sono mai sicuro e giustamente non sei mai contento. Ti stai pigliando la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tuoi. Chissà se è solo colpa mia o l'ha voluto Dio. Innamorarsi di volte come è brutto si succede. Innamorarsi ti scordi che è venuto bene a ieri. Innamorarsi pure si viene a nascondere venuto. Sei rimasto cuore che aveva bisogno forse di vedere. Ma che fa? Sono miliardi senza nome scurne, giù da ragazzi e giù da maglia bene, facendo quella ciccia ma partire. Quando sto sulla cena con me stessi penso che se non l'avessi mai incontrata, di cosa mi chiamavi sa connotato. Perché l'amore non è fatto in un momento, è troppo poco che mi cade lungo, e esagerati parole stanche, e io tremo troppo la paura, perché st'amore non ti serve a niente. Innamorarsi di volte come è brutto si succede. Innamorarsi ti scordi che è voluto bene a ieri. Innamorarsi pure si viene a nascondere venuto. Sei rimasto cuore che aveva bisogno forse di vedere. Ma che fa? Sono migliaia senza nome scurne, giù da ragazzi e giù da maglia bene, facendo quella ciccia ma partire. Grazie Paolo, grazie. Allora, Grazie. Mauro Nardi e Paolo Belli in questo programma. Io volevo chiedere una cosa con Mauro presente. Mauro, perdonami, Paolo Belli è venuto per il tuo stesso compenso. Volevo... Senza approfondirei. Non appunto. Allora, No, posso dire invece che Mauro e tutti i suoi colleghi mi hanno salvato per un periodo della vita. perché? Perché dovete sapere che quando lavoravo, che noi facevamo il mestiere più bello del mondo, adesso dire mestiere, insomma, no, quando è stato un periodo che lavoravo, tra i 1000 mestieri che ho fatto per studiare musica, ho avuto anche un negozio di dischi nella zona di Reggio Emilia, e i dischi che vedevo di più erano i dischi di Mauro, erano tutti veramente. Guarda, 1986. bravissimo, ti posso giurare.
Quindi lo sa, perché vedi, io poi chiamavo La amici, Miss Radio, bravo, sì. chiamavo amici qui, mi facevo mandare i dischi a casa, poi li vendevo ed erano i dischi più venduti. Poi vendevi anche a quel tempo i primi dischi di Springsteen, dei Jethro Tull, Però, diciamo, però la pagnotta la portavamo a casa. Allora, caro Paolo, ti posso confermare che Mauro da allora E non ha più mai belle smesso sorte, e guadagnato. no, e più belle sorte l'hanno buscato pure con me. Domanda pure a Claudio Malfi. Sì, conosco vagamente. Lo conosci? Signore. Domanda, È uno 12 dei anni, produttori di 12 anni con Mauro Nat ha buscato. Sì, e se l'hai speso tu quanto? Vabbè, questo non adesso è un dettaglio. Allora, io... Non approfondiamo al pianoforte. Però è come me, è rinato un'altra volta. No, ma Claudio adesso è il numero uno sempre. Allora, io posso... Comodatevi qui al piano, ma io Paolo, Stefano, Mauro, vieni faccia qua chiedere vicino a una me. cosa. Allora, Comodatevi sempre continuando il test sulla napoletanità, perché siamo, Paolo è quasi napoletano, siamo a momenti, c'è solo un problema, una patologia che ha. Allora, Quale? no niente, non qua. Allora, A patologia tenchica all'italiana. no, vabbè, è come noi, una lingua straniera. Tu, sì, noi nell'italiano per noi è una cosa, pure l'uomo, per noi non ce la cucciamo però. Allora, Paolo, allora, la generosità in napoletano è peculiare, cioè insomma è una delle caratteristiche fondamentali. Io ti volevo chiedere questa cosa, tu sei da anni il protagonista di una trasmissione di punta di Rai 1 che è Ballando con le Stelle. Io volevo chiederti questa cosa, siccome Carmela, la signora Carmela Callucci... Chi è Carmela Carlucci? Carmela, sai chi è Mille Callucci? Milli. Chi è? E la nipote non è stata spaccata e coppa marcia a piedi. Ma da quando? Che stai dicendo? Cosa dici? Così, che le poi diventare Milli Callucci, ma non si sa. Allora, Carmela... Ma forse più diminutivo, Milli. Mille e Carmela. Allora, Carmelina, la signora Carmela, se puoi mettere una buona parola, perché poi ti presenterò un amico che secondo me è l'ideale per Ballando con le Stelle. Allora, vogliamo fare la sigla? A me piacerebbe molto un Paolo Belli featuring... featuring... no, come, ma... Vai! Allora, sai con me, non ti preoccupare. Allora, Paolo Belli featuring Mauro Nardi, Funziona. Ballando con le Stelle. Tu fallo con me, tu pure napolitano, che... La canta lui? Allora, parto io, Fatela maestro. insieme che comunque Maestro, è parto una io. figura in mente. È la sigla, è la Ho sigla. voglia di ballare con te, ballando con le stelle io e te, al ritmo del tuo cuore con te, soltanto io e te. Vabbè, sta fissando il testo. Ho voglia di ballare con te, ballando con le stelle io e te, al ritmo del cuore con te, soltanto io e te. Ho voglia di ballare con te, ballando con le stelle io e te, al ritmo del tuo cuore con te, soltanto io e te. Ho voglia di ballare con te, ballando con le stelle io e te, al ritmo del tuo cuore con te, Soltanto io e con te. te. Qua no, la Roma. Adesso tocca a voi, no? State pronti? Mi sente pure, che bello! Allora Mauro mi hai regalato un sogno, Nice. non si può- ma non hai cantato, tra l'altro in italiano! Nice. Very nice. soltanto io e te. Solo io e te. Mauro, tu non ci crederai, ma quello che hai parlato è italiano! Vabbè, non ti prendere questa libertà. Allora, aspettatemi qua perché io ti sto per presentare, però promettimelo che ne parli con Carmela. Ancora? Allora, Che è la zia, la cugina, non capi qual è no, il grado allora, di parentela. Milli Gallucci, Sì. che hanno avuto in dunetta mussa spaccata. Allora, arriva questo amico mio, nato con la danza, probabilmente muore con la panza. Un uomo sensuale, io ti dico solo questo, uno dei più amati dalle casalinghe di Canale 21. Arriva su questo palco per Ballando con le Stelle di Pep, la coppia, la pro-coppia. Ah,
Votiamo, ragazzi! Scusa Paolo, ma che fai? Ma ci sguardato proprio, ma ci sguardato proprio. Ma che ci ho guardato per No, ci sguardato in dal linguine. Ma ci sentito proprio il stello, Date una barrella! assistito a Una barrella! Rodossazzi Faccia zitta che so, guardando con le stelle. Noi dovremmo andare in Allora, scusaci Paolo, era una allora è bravo, solo che ha dei problemi che viene meno nelle costure. Allora... Scusate. Guardate, meno male che a canale 21 non so vero nessuno perché sennò era una cosa... Allora, io volevo ringraziare infinitamente, veramente grazie assai, al mio amico e al mito della canzone napoletana, Grazie. Mauro Nardi. Grazie a tutti. maestro. Ciao Paolo, arrivederci a tutti. Allora, Allora Mauro... devo fare ancora una cosa.